Gianfranco Zulian, presidente dell'associazione turistica Santo Stefano qui a Concordia Sagittaria. Presidente, oggi sta svolgendo la terza festa delle associazioni. La terza edizione di questa manifestazione della festa delle associazioni. Quest'anno in particolare tutti i proventi che noi riusciamo ad ottenere con le tre serate, diciamo 20, 21 e 22, vanno i proventi devoluti alla Caritas, perché questa è una scelta che noi abbiamo fatto a priori ancora durante le assemblee che da febbraio in poi che ogni mese abbiamo fatto. Allora, la manifestazione di oggi è una manifestazione che noi pensiamo di continuare, perché proprio ogni anno sempre di più si associano, per dire, altre associazioni e sentono proprio in sostanza la voglia di contribuire per aiutare chi eventualmente ne ha bisogno. Quindi il peso delle associazioni qui a Concordia Sagittaria è molto sentito, cioè per esempio, per dire, riescono a sopperire magari a quello che non arriva a fare l'amministrazione comunale per vincoli di bilancio, per la crisi economica in generale? Certamente, noi diamo sicuramente un contributo all'amministrazione con tutte le nostre iniziative. Da ricordare poi e segnalare che quest'anno le famiglie a Concordia rispetto all'anno precedente sono aumentate, le famiglie in povertà e le famiglie bisognose. Dal convegno fatto ieri risulta che a Concordia ci sono 70 famiglie che hanno bisogno giornalmente di ogni cosa. Ci sono delle famiglie che non riescono neanche a prendersi alle volte il pane giornaliero. Seguirà esattamente fra una settimana un altro importante evento sempre qui a Concordia, ossia la 20ª gara delle battee. Ci puoi dire di cosa si tratta? Sì, si tratta che appunto la 20ª edizione della gara delle battee ormai è una manifestazione consolidata nel tempo, diventata punto di riferimento di tutto il mandamento, non solo di Concordia, ricordando che il gemellaggio con Portoguaro, importantissimo per questa manifestazione. Noi pensiamo che domenica 29 un richiamo sicuramente di questa manifestazione in tutto il territorio per la festa del pesce che noi faremo in piazza in maniera pubblica proprio a pranzo, diciamo. Ecco, invitiamo già da adesso tutti coloro i quali desiderano venire a Concordia alla festa del pesce, troveranno un ristorante a cielo aperto che sarà in grado di accontentare tutti, diciamo, ecco. Quindi una manifestazione che cerca di tenere vive le tradizioni, la cultura del concordiese. Sì, soprattutto per questo è il motivo forse principale, la cultura, le tradizioni, la storia di questo paese collegato con il territorio, e non a caso, come dicevo prima, il gemellaggio con Portoguaro ha anche questo senso, insomma, no? Perché la storia di Concordia è la storia di Concordia, però anche a Portoguaro dobbiamo unire così le nostre due storie che sono importanti per tutti. E abbinata a questa importante manifestazione c'è anche una lotteria che mette in paio, vediamo qui una macchina, una Fiat Panda. Sì, è una Fiat Panda come primo premio della lotteria. Poi ci saranno altri 5 premi, il secondo premio sarà un buono acquisto di 600 euro, il terzo premio 500 euro, il quarto premio 300 euro e il sesto premio ultimo, diciamo, 200 euro. Che saranno buoni acquisto da spendere nei negozi di Concordia. Un invito poi a tutti quanti a venire a Concordia anche per acquistare i biglietti per questi premi importantissimi che sicuramente saranno di gradimento a tutti. Quindi l'appuntamento, lo rinnoviamo, è per domenica prossima? Domenica 29 a Concordia, 20ª festa della gara delle battee, abbinata a una straordinaria lotteria che ormai forse magari tutti sanno che Concordia ormai su questo, insomma, è diventata tradizione, ecco.